tutte e due, un po' tutte e due, un po' un punto guadagnato, un po' 2 punti persi. Va sempre l'analisi che si fa diventa fondamentale perché noi dobbiamo fare di più, potevamo fare di più, però visto abbiamo avuto complicazioni in tutti, per cui è segno che poi ad essere lì dentro qualche complicazione sarebbe venuta fuori anche aver fatto cose diverse anche a quelli che non hanno giocato se fossero stati della partita, ecco. Abbiamo trovato un Cagliari sicuramente combattivo, poi noi non siamo stati capaci di portare la partita dentro quello che sappiamo più fare noi, che abbiamo avuto più possesso palla, però loro volevano fare duelli, noi si voleva giocare, loro duelli l'hanno fatti e noi non ci è riuscito di giocare. Abbiamo costruito poco dal basso, ci siamo un po' intimoriti dopo aver perso le prime 2 palle e poi siamo riusciti con la caparbietà a portare a casa un risultato utile, perché poi quando siamo stati sotto qualche iniziativa l'abbiamo presa, qualche verso gliel'abbiamo dato a queste costruzioni per portare la partita su di un livello giocato e non su di un livello di rimbalzi di seconde palle e di contrasto. Per cui io sono moderatamente soddisfatto per quella che è stata la relazione dei miei calciatori. Mister, naturalmente c'erano delle assenze nella sua squadra, anche Osimhen e Fabio Ruiz, 2 giocatori importanti, non sono partiti dal primo minuto e il Cagliari, c'era di fronte un Cagliari comunque in ripresa, senz'altro oggi combattivo. Io però mi aspettavo un Napoli quasi con la bava alla bocca per questa chance incredibile che aveva di tornare in testa alla classifica. Se l'aspettava anche lei? Un pochettino di più sì di quello che abbiamo fatto, me l'aspettavo anch'io, perché poi, come ho detto prima, mi sembra abbastanza inutile dire, come sta nella sua domanda, che importanza aveva questa partita qui, sia a livello vincerla di classifica, sia come entusiasmo per quella che è la città dove viviamo. E poi, come ho detto più volte, questa partita qui che ti dà la possibilità di andare primo in classifica è quella partita che sognavi da bambino e che speriamo una volta, quando tiri le prime pallate verso la porta avversaria e guardi le partite alla televisione, dici speriamo una volta sia a giocare una partita di questo livello qui, come quella del Barcellona, come quella per andare primo in classifica oggi. E quello che sarebbe stato e quello che è l'importanza della partita si può vedere solo da come tu la interpreti, da quello che fai. Sei tu che gli dai l'importanza che ha con il tuo comportamento, sei tu che fai vedere quanto è importante per questa partita con quelli che sono i tuoi contrasti vinti, le tue pensate fatte in anticipo, i tuoi passaggi fatti bene. E invece non c'è riuscito, perché poi quasi tutti gli elementi sono stati sotto livello. Poche volte a noi ci è capitato così, per cui il fatto che sia successo un po' a tutti e poche volte così è segno che delle complicazioni in questa partita qui c'erano. Ecco. Sì, sono il rappresentante dell'USI. Allora, intanto, Canale 21 chiede quanto hanno pesato le assenze sulla prestazione complessiva del Napoli. Ma noi abbiamo rimesso a posto, noi abbiamo una rosa che ci permette di andare a sistemare il comportamento di ogni partita come è successo precedentemente,
Ora quello che mi dispiace in maniera particolare è poi dover fare una sostituzione per infortunio di Di Lorenzo quando è uno dei più forti che abbiamo nel ruolo e poi sprecare una sostituzione in quella maniera lì che ti limita poi sotto l'aspetto delle scelte da fare dopo avendo cinque possibilità a disposizione. Poi Osimhen è uno che ha più forza, è uno che ha più corsa, è uno che ha più qualità, c'è poco da fare, insomma, visto ve ne siete accorti tutti, l'avete già scritto tutti, per cui meno male lui è stato bravo a dare disponibilità poi di venire perché ha rigiocato con un ginocchio un po' gonfio anche oggi e l'altra volta facevo pretattica, ma che pretattica è? Che oggi non ha potuto giocare, si scrive delle cose fantasiose a volte per il gusto di dare contro che non le capisco, però Osimhen è stato bravo, ha dato disponibilità perché c'era il rischio di doverlo lasciare a casa come Fabian Ruiz che ha giocato mezz'ora di partita quasi e di più con il recupero e i medici mi consigliavano di non fargli fare più di 20 minuti perché era a rischio di strapparsi perché aveva un muscolo indurito, insomma. Ecco. Poi su TMV Radio chiede la prestazione di un singolo, cioè di Petagna. Non ho capito. Chiede la prestazione di un singolo, cioè di Petagna. Petagna ha fatto la partita che doveva fare. È chiaro che se gli si butta tutte queste pallate sporche, anche per uno fisico come lui diventa difficile poi renderla giocabile. Ne abbiamo date poche, giocabili, abbiamo costruito poco, abbiamo iniziato poco e Petagna gli abbiamo tolto delle potenzialità e delle possibilità, però lui ha fatto una buona partita. Poi l'ultima riguarda il Cagliari, cioè se si aspettava la Nuova Sardegna, in questo caso se si aspettava una squadra così aggressiva che tra l'altro ha rischiato di raddoppiare prima del pareggio di Osimhen, tra l'altro bellissimo cross di Mario Ruiz, vorrei sottolineare. No. Il Cagliari me lo aspettavo così perché nelle ultime partite è cresciuto, si vede che ha assimilato quella che è l'esperienza del suo allenatore, perché è uno che sa poi dare un verso alle proprie squadre che ha sempre allenato e sono d'accordo, ci è voluto un super Ospina, ha fatto 2 o 3 interventi dove il Cagliari se no avrebbe potuto raddoppiare e poi naturalmente questo super gol di Osimhen che nei duelli individuali diventa super, è un calciatore super.